È giovedì 22 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Cominciamo con la cronaca, come sempre andiamo a Palermo dove c'è stato un omicidio nella serata di ieri. Un uomo è stato colpito da 6 coltellate, si tratta di un romeno di 48 anni, la vittima era un senza dimora, sotto shock la donna che era con lui, il servizio. Almeno 6 coltellate al torace e all'addome. È morto così ieri sera a Palermo, in Viale dei Picciotti, zona Brancaccio, un uomo di origini romene, 48 anni, viveva per strada con i suoi cani. Bivaccava in un terreno abbandonato dove c'è una costruzione occupata da diversi clochard, non distante dall'ex macello comunale e da un deposito della RAP, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. La vittima pare vivesse con una donna portata in ospedale dai sanitari del 118 perché sotto shock. Da una prima ispezione sul corpo emerge che la vittima sarebbe stata colpita almeno 6 volte. Vano il tentativo dei sanitari di rianimare l'uomo, è morto per le ferite riportate. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha raccolto le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Saranno fondamentali per capire cosa è successo ieri sera. E adesso andiamo subito ai quotidiani con Marco Carli. Repubblica Palermo per trovare di spalla il pezzo relativo a ciò che abbiamo sentito nel servizio di Marco Gullà. Andiamo proprio sul quotidiano, il titolo è questo: lite in strada, giovane ucciso a coltellate. Si faceva riferimento al pezzo anche alle telecamere di videosorveglianza che diventeranno fondamentali per quanto riguarda la ricostruzione di quanto accaduto in Viale dei Picciotti. Però qui leggiamo: la ricostruzione non si presenta facile, in quel tratto di strada l'illuminazione è scadente e le immagini delle telecamere non sono nitide, si cercano dunque altri dettagli per cercare di risalire all'assassino. Peraltro nella lite potrebbero essere coinvolte anche altre persone, c'è da capire il movente di questa discussione animata che ha portato alla morte dell'uomo romeno. Grazie Marco. Altra notizia diciamo delle ultime ore, nell'inchiesta di Agrigento sulla Tangentopoli per gli appalti truccati è indagato anche l'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. Secondo l'accusa avrebbe organizzazione a delinquere. Giusy Lazzara. Era stato coperto dall'omissis nell'indagine sulla Tangentopoli per gli appalti nell'Agrigentino. Adesso si conosce il suo nome, quello dell'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. La procura di Agrigento lo ha indagato per aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata a distrarre fondi pubblici a fini privati. Le accuse sono pesanti: turbativa d'asta, peculato, corruzione e concussione attraverso meccanismi spartitori di pubblici appalti. A Di Mauro viene contestato anche di aver alterato le procedure per il mega appalto sulla rete idrica di Agrigento. L'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, aveva segnalato il mancato avvio di importanti opere pubbliche nell'Agrigentino e messo in allerta così i magistrati. Nell'inchiesta sono finiti in carcere 5 imprenditori. Alleggerita la posizione di Sebastiano Alesci, l'ex dirigente dell'ufficio tecnico dell'assessorato. Di Mauro aveva rassegnato le sue dimissioni dalla giunta Schifani il 7 di aprile ed era stato nominato capogruppo dei popolari autonomisti all'ARS. Allora, anche questa notizia la troviamo sui quotidiani, Marco. Titoli sulla maggior parte dei quotidiani regionali. Andiamo sempre su Repubblica Palermo a trovare il pezzo all'interno del quotidiano con il titolo: tangenti sulla rete idrica, indagato l'ex assessore Di Mauro. Avete sentito anche dal servizio, secondo le accuse dell'inchiesta di Agrigento avrebbe orchestrato un'organizzazione a delinquere. Chi era Di Mauro? Di Mauro ha rassegnato le sue dimissioni dalla giunta di Renato Schifani il 7 aprile scorso, ma solo pochi giorni dopo è stato ufficializzato l'arrivo al suo posto di Colajanni, già candidato non eletto alle ultime elezioni regionali con l'MPA di Raffaele Lombardo. L'assessore aveva fatto appena in tempo a partecipare al taglio del nastro per l'avvio dei lavori incriminati. Questo appunto era il suo ruolo. Dopo l'addio al governo, Di Mauro è stato nominato invece capogruppo dei popolari e autonomisti all'ARSI in sostituzione di Giuseppe Castiglione, arrestato con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. Grazie. E ora ci occupiamo dei referti
in ritardo dell'inchiesta, diciamo, che riguarda l'ASP di Trapani, con la regione che sta andando avanti per capire quali sono le responsabilità, ma intanto arrivano le dimissioni in lacrime del ex manager proprio dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce. Il provvedimento, insomma, la decisione è arrivata nella giornata di ieri, quindi si chiude il primo capitolo dello scandalo dei referti in ritardo, che era stato denunciato, come ricorderete, qualche mese addietro da una insegnante che ha scoperto poi di essere malata di tumore in ritardo. Ma vediamo e sentiamo il servizio. Ferdinando Croce, il manager dell'ASP di Trapani, sospeso da settimane dopo lo scandalo dei referti istologici in ritardo, si è dimesso. Ha formalizzato la sua scelta con una PEC quando ormai la procedura della sua decadenza era diventata irreversibile, visto che la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria si era espressa positivamente sull'istanza di rimozione dall'incarico. Croce lo ha comunicato in lacrime alla Commissione Salute all'Ars riunita per ascoltarlo, ma nel farlo si è preso circa un'ora e mezza per spiegare come sia stato possibile che circa 3.300 referti istologici siano arrivati con ritardi anche di 8 mesi. Ha presentato documenti con i quali dimostrerebbe di aver avvertito già lo scorso anno l'assessorato regionale alla salute della situazione di difficoltà dell'ASP e di aver chiesto aiuto alle altre ASP siciliane per uscire dall'impasse, ma sarebbe stato ignorato. Per il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che su questo tema era intervenuto molte volte, le dimissioni sono comunque un atto dovuto, ma non c'è da gioire. Si chiude soltanto il primo capitolo di questa vicenda, di cui le vere vittime sono i pazienti. Per l'opposizione, dai 5 Stelle a Ismaele Lavardera, invece, dopo le dimissioni di Croce è ora di cercare gli altri responsabili. Il manager sarebbe stato sacrificato come capro espiatorio, ma bisogna accertare le responsabilità dell'assessorato regionale alla salute. Torno da Marco Carli, torno ai quotidiani. Anche questa è una notizia che si ritrova su tutti i giornali regionali. Anche perché poi nasconde e rivela anche delle rivalità politiche, per cui andiamo con ordine. Intanto la notizia che abbiamo sentito anche nel servizio, Croce lascia, siamo sulla Sicilia, ma il caso non è chiuso. Lo scandalo dei referti di Trapani, il manager si dimette in lacrime, non dovevo essere punito, dice. Opposizioni critiche, ecco qua. La sfida politica, nel centrodestra cala il gelo, Fratelli d'Italia pretende la verità, per Forza Italia è un atto dovuto. E allora andiamo sul giornale di Sicilia, perché il titolo è proprio relativo a quello che vi dicevamo. Croce lascia, ma poi ci si concentra subito su quello che è il passo successivo, al di là delle lacrime di Croce. Sfida politica sulla sanità, il manager paga lo scandalo dei referti in ritardo all'ASP di Trapani, ma ora Fratelli d'Italia promette battaglia, abbiamo letto anche sulla Sicilia. Se andiamo invece su Repubblica Palermo, troviamo questo pezzo che ritorna invece sulla scelta, semplicemente sulla scelta di Croce. Scandalo ASP di Trapani, il contropiede di Croce, si dimette e scansa la revoca che sarebbe probabilmente arrivata. Bene, adesso invece torniamo a occuparci di aggressioni che avvengono nei pronto soccorso. L'ultimo episodio si è verificato nell'ospedale di Sciacca. Sentiamo e vediamo. Cade dalla barella, ma anziché ringraziare l'infermiere che lo aiuta a rialzarsi, lo prende a pugni. Succede al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento. L'operatore ha denunciato l'aggressione alle forze dell'ordine, spiegando che il paziente sarebbe andato in escandescenza dopo essere scivolato dalla portantina, colpendolo senza motivo al volto con un pugno. Ho denunciato tutto perché non se ne può più di lavorare in queste condizioni, ha detto l'operatore sanitario, che, soccorso prima dagli addetti al servizio di vigilanza e poi dai suoi stessi colleghi, ha riportato una tumefazione alla bocca guaribile in alcuni giorni. Informati di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato l'aggressore, un 54enne del luogo. Ma si tratta dell'ennesimo episodio di violenza negli ospedali contro medici e paramedici che in Sicilia, solo per ricordare gli ultimi, l'aggressione avvenuta al civico di Palermo pochi giorni fa nei confronti di un medico, o quella a un'infermiera all'ospedale Garibaldi di Catania lo scorso aprile, non fanno che aumentare la lunga casistica di una condizione da più parti ritenuta non più tollerabile.
Gli ordini degli infermieri e dei medici hanno chiesto interventi urgenti per la sicurezza, parlando di una priorità reale e condivisa che deve essere oggetto di impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Un problema, a onor del vero, non solo siciliano, visti i casi simili avvenuti anche recentemente in altre parti d'Italia, l'ultimo poche ore fa nel Veronese con un infermiere aggredito da un 45enne, che però pone ancora di più in risalto la portata di un'emergenza che da troppo tempo attende una soluzione. Adesso siamo a Catania e soprattutto le periferie di Catania abbandonate, invasione di topi a Librino, cittadini e commercianti esasperati chiedono aiuto. Librino vedo che c'è la Porta della Bellezza, è una struttura molto bella, dà il suo fascino, però dopo la Porta della Bellezza a 100 metri la Porta della Schifezza. Montagne di spazzatura e conseguente invasione di topi. È un coro unanime quello che si leva da Librino a Tanaiata, da una doppia emergenza. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata, colpa la maggior parte dei casi degli stessi abitanti che si ostinano ad ignorare le regole, gettando la spazzatura dove capita e a qualsiasi orario. Anche noi stessi dobbiamo curare dove abitiamo. Catania è di tutti noi, rispettiamo questa città. Il risultato è quello che vedete, con cumuli di immondizie ovunque e con topi ovunque. E poco importa se nelle vicinanze ci sono scuole, ospedali, il San Marco in questo caso, palazzi, condomini e mercati rionali. Mondizia, ti giri le spalle, guardi e vedi tutta mondizia. Lei è una bancarella qui, quanto è difficile lavorare in queste condizioni? Ma molto difficile, perché le persone non vengono, perché già si sentono schifate. Non ci sono parole veramente, è uno schifo veramente, guardi, proprio in questo momento ne è appena passato uno. Cioè, non lo so, io... E dalle dimensioni non sembrava un topo ma un gatto? No, è un coniglio. Siamo invasi dai topi, ora arriva l'estate, c'è tanta puzza, ci sono dei mercatini, dei commercianti, come si deve fare? Signor Sindaco, una volta c'erano i cassonetti, ora non ci sono più. Da 38 anni vedo sempre il degrado, sporcizia, spazzatura ovunque, topi giganti ovunque. Nelle periferie l'auspicato cambio di passo non arriva e vanifica ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Intanto topi e colombe banchettano sui resti di cibo, variegati e abbondanti. Menù di oggi, peperonata. Torniamo di nuovo ai quotidiani, con quelli regionali, con Marco Carli. Andiamo subito sulle prime pagine, qualcuna ve l'abbiamo già fatta vedere durante la prima parte della nostra rassegna stampa. Andiamo subito su Repubblica Palermo, abbiamo visto i titoli principali: Aspe di Trapani, Croce si dimette, tangenti per gli appalti, indagato l'ex assessore Di Mauro e poi la lite in strada con il giovane ucciso a coltellate. Vi faccio vedere quest'altro titolo, ci torneremo con le pagine interne: emergenza siccità, 3 dissalatori attivi entro luglio. Ricordiamo, insomma, poi questi giorni, soprattutto i giorni scorsi di pioggia, hanno un po' riempito gli invasi in Sicilia, però la questione siccità chiaramente torna puntuale ad ogni estate della nostra isola. Andiamo adesso sulla Sicilia. Come sempre il doppio titolo, questa volta 2 notizie che sono di tendenze ovviamente internazionali, su Israele che fa fuoco su diplomatici, ne parleremo nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali e internazionali, con una tensione a Gaza, l'esercito israeliano che spara per errore le scuse di Tel Aviv e Netanyahu si dice pronto a una tregua temporanea non accettata. Marco, su questo tema ti interrompo, visto che stiamo parlando già di fatti che ci proiettano oltre la nostra regione, perché c'è stato un attentato a Washington, c'è un arresto, un uomo di 30 anni di Chicago, l'uomo si chiama Elias Rodriguez, lo ha reso noto la responsabile della polizia metropolitana della capitale. Nell'attentato le vittime sono 2, si tratta di 2 dipendenti dell'ambasciata israeliana. Per cui le cose che alla fine sono collegate chiaramente con tutto quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. A proposito di altre guerre, in Ucraina, foreign fighter palermitano ucciso con un altro italiano, un sardo, appunto nella guerra in Ucraina. E poi c'è questo titolo che vi facciamo vedere, cara vecchia Italia, la foto Istat: gli over 80 sono più dei bambini. Diciamo che non è una novità negli ultimi anni, ma i numeri crescono, in crescita l'occupazione
l'occupazione, calano i salari invece. CGIL allora cosa dice? In Sicilia pochi contratti a tempo pieno, questa è la situazione nella nostra isola. Sul Giornale di Sicilia il titolo principale è legato, l'abbiamo visto, alla situazione della sanità, con Croce che lascia e la sfida politica sulla sanità appunto. Inoltre il giallo a Palermo per l'uomo ucciso a coltellate, mentre invece sulla Gazzetta del Sud il titolo è ancora relativo invece alle questioni internazionali, con Netanyahu, controlleremo tutta Gaza, un annuncio che suona anche come minaccia. Israele prova pure ad allentare il pressing diplomatico, apre una tregua, no alla crisi umanitaria, vedremo che cosa succederà. Ma torniamo a parlare delle questioni di casa nostra, con la situazione legata alla siccità. Abbiamo detto il termometro è diverso rispetto all'inizio dell'estate scorsa, perché le ultime piogge hanno portato ad aumentare il livello dell'acqua all'interno degli invasi, però ci si avvia verso i mesi più caldi, e già un assaggio del caldo l'abbiamo avuto in questi giorni. Allora come fare? Su Repubblica Palermo troviamo la soluzione dei dissalatori attivi entro luglio, ma l'emergenza continua. In arrivo gli impianti mobili finanziati con 90 milioni di euro, soluzione non definitiva e poco sostenibile, questo dichiarano gli esperti, e polemica sugli alti costi di mantenimento a fronte di benefici contenuti. Intanto protesta dei sindaci dell'Agrigentino per la diga Arancio. Avete visto, abbiamo detto che le dighe in un certo qual modo si erano riempite nuovamente, la diga Arancio invece è già a secco. Andiamo poi e restiamo sui quotidiani regionali per farvi vedere invece una notizia che arriva dalle isole Eolie. Siamo sulla Gazzetta del Sud e vi facciamo vedere questo titolo: sospetto caso di encefalite a Lipari, il sindaco chiude tutte le scuole. Preoccupazione nella popolazione isolana dopo che si è diffusa la notizia del ricovero di uno studente al Policlinico di Messina. Disposta la pulizia straordinaria per tutti gli istituti. Andiamo a vedere invece ancora, a proposito di scuole, una notizia positiva, quello che vorremmo fare un po' tutti, no Angelo, in taluni casi, disconnettersi dai social. Ci hanno provato per una settimana i ragazzi di questa scuola di Caltanissetta, che è stata premiata. Un fine settimana senza notifiche, lontani da Instagram e TikTok, immersi nella natura come veri scout, e questa è l'idea con cui l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Rapisardi di Caltanissetta ha vinto il premio Concretezza, consegnato ieri mattina a Brescia durante la cerimonia finale del concorso nazionale a scuola di inclusione. Bravi ragazzi, bravi anche i professori a distrarre appunto gli alunni dall'utilizzo e a distogliere gli alunni dall'utilizzo del cellulare. Andiamo invece ora sulla prima di Catania, del tomo di Catania della Sicilia, per parlare di un tema che anche questo è molto estivo, ma che fa sempre un po' discutere prima dell'estate catanese. Perché la movida in estate, esatto, diciamo, cresce in maniera esponenziale. No? Stiamo parlando dei Deor, dove magari tutti noi amiamo andare a consumare qualche cena durante l'estate, e il titolo è Suolo occupato. In centro storico la storia infinita del regolamento appunto per i Deor. Proseguono gli incontri con le associazioni degli esercenti, ma resta il nodo pedane e del permesso per costruire, per cui su questo come sempre a ogni inizio estate ci sono degli appuntamenti fissi. Uno è magari quello legato alle concessioni balneari e uno è quello sui Deors. Alla fine l'altra e ultima che vi facciamo vedere è invece legata sempre alla Sicilia, ma sull'autostrada, una delle tante autostrade, così ci leghiamo alla prossima parte di Buongiorno Sicilia. Trappola d'asfalto, viene chiamata dal quotidiano La Sicilia, odissea in autostrada, code chilometriche per un'interruzione con uscita obbligatoria a Priolo, automobilisti frustrati per ore sotto il sole, a Passo d'Uomo nessuno era a conoscenza dei lavori.
Va bene, grazie Marco. Adesso cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e ci colleghiamo con la Polla Strada. Siamo ad Enna stamattina però. Con noi c'è il sovrintendente Dario Martello. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. Iniziamo subito col dire che oggi fortunatamente sulla Catania-Siracusa-Modica non vi saranno lavori, quindi speriamo di non trovare code. In differenza sulla Messina-Catania, tra Acireale e il casello di San Gregorio, invece abbiamo un traffico intenso con delle code causate da lavori. Abbiamo il traffico intenso anche dalla tangenziale di Catania in direzione Catania Centro. Inoltre sulla SS 121 abbiamo il traffico intenso tra Mister Bianco e Catania Centro. Ricordiamo sempre anche che sulla Catania-Siracusa persiste ancora il divieto di transito tra Cassibile ed Avola ai veicoli superiori alle 75 quintali. Per il resto non abbiamo fortunatamente nessun'altra notizia da darvi. Ricordiamo sempre di fare uso delle cinture di sicurezza, di non parlare al cellulare durante la guida. Quindi dalla Polizia Stradale, compartimento Sicilia Orientale, è tutto. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie al sovrintendente Dario Martello, con noi stamattina dal distaccamento di Enna, diciamo così, per la Polla Strada, compartimento Sicilia Orientale. Adesso diamo uno sguardo a quello che succede alla viabilità cittadina. Siamo in questo momento con le telecamere che ci danno la circonvallazione all'altezza quasi del Tondo Gioieni. Questa è la situazione, macchine incolonnate, quindi situazione di traffico abbastanza direi intensa. Dalla circonvallazione siamo su via Vincenzo Giuffrida, qui il traffico sembra più scorrevole sia in entrata che in uscita dalla città. Prima di andare a fare la prima sosta di questa mattina, adesso vi porto sulla pista dell'aeroporto di Catania, dove aspettiamo l'arrivo del primo volo che collega direttamente la città di Catania proprio con gli Stati Uniti, e vedo già collegata, la vedete anche voi, la nostra Eva Spampinato. Buongiorno Eva. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia, lo hai detto tu, siamo collegati in diretta dalla pista dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. In realtà siamo collegati dall'Epron, che sarebbe l'area parcheggi dell'aeroporto, perché qui tra pochissimi minuti probabilmente riusciremo anche a mostrarvelo in diretta con voi. Atterrerà il Boeing 767-300 della Delta Airline, che collega in maniera stabile, in maniera diretta Catania a New York. Il volo proviene da New York, è in ritardo di qualche minuto e lo stiamo attendendo. Qui sull'Epron, la pista d'atterraggio, la pista dei parcheggi, c'è grande attesa, c'è grande fermento, tanta emozione, un'emozione che questa mattina si trasforma in storia, perché quello che vi stiamo raccontando in diretta è un momento storico anche per la nostra città, un volo che collega in maniera diretta, senza scali, Catania con New York, con la Grande Mela. Era quello che si attendeva da tanto tempo e noi ve lo racconteremo in diretta questa mattina. Vi anticipo quello che avverrà: atterrerà l'aereo e poi ci sarà un saluto che si chiama water cannon, ovvero due autobotti dei vigili del fuoco creeranno un arco con l'acqua sotto il quale passerà l'aereo, un segno di buon augurio e un portafortuna che è anche un evento che in questi casi, quando ci sono dei voli inaugurali, si fa appunto per augurare buona fortuna. Grazie allora ad Eva Spampinato, ci racconterai tutto in diretta, chiamaci, facci evidentemente sapere quando è il momento, così noi apriremo di nuovo questo collegamento con l'aeroporto di Catania. Adesso ci fermiamo, breve sosta e poi leggeremo i quotidiani nazionali.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano dall'Italia e anche dall'estero. Marco Carli. Qualcosa abbiamo letto già sui quotidiani regionali, Angelo, adesso andremo a dare un'occhiata più da vicino invece ai quotidiani nazionali. I temi fondamentali, le macro aree restano sempre quelle che parlano delle due guerre, quella nella striscia di Gaza e quella in Ucraina. Per quanto riguarda Israele, che per oggi si prende la ribalta, fra virgolette, perché che cosa è successo? C'è stato l'esercito israeliano che ha sparato in aria durante una visita diplomatica da parte di diplomatici dell'Unione Europea e fra questi diplomatici è stato coinvolto anche il viceconsole italiano, dunque è stato chiamato l'ambasciatore israeliano a Roma per un confronto. Ma intanto vi faccio leggere il titolo, che è questo: Gaza a fondo di Netanyahu, tensione sull'Ucraina al G7, no degli Stati Uniti a un ulteriore sostegno. Putin intanto nel Kursk, offensiva fino al controllo, spari a una delegazione, l'Unione Europea protesta a Roma. Questa è la situazione legata un po' appunto ai due conflitti. E ti aggiorno, perché adesso il Washington Post, questa è un'indiscrezione, racconta di un nuovo incontro tra Russia e Ucraina che si potrebbe svolgere in Vaticano a metà giugno. Lo rivela, come dicevo, non il Washington ma il Wall Street Journal, che cita fonti informate. Queste sono le ultime notizie della mattina su questo conflitto, e ricordiamo invece, per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, che c'è stato un attentato a Washington. Dove hanno perso la vita 2 funzionari dell'ambasciata israeliana, e ci sono reazioni che arrivano chiaramente da tutto il mondo, ma soprattutto il premier Netanyahu a reagire in maniera piuttosto forte, spari per selvaggia istigazione contro Israele. Queste sono anche perché lì si discute ancora di tregua, quando la tregua è molto difficile che ci si arrivi, anche perché anche in questo caso Netanyahu detta delle condizioni che Hamas non accetta. Andiamo avanti, perché dicevamo appunto di questi incontri, e uno che ricorda un po' quello fra Trump e Zelensky di qualche mese fa, è andato in scena nello studio Vale. Che cosa è successo? Che Trump ha attaccato il presidente del Sudafrica dicendogli uccidete i bianchi. Altra scena andata poi sui social, insomma è diventata virale, non come quella dello scontro fra Trump e Zelensky, ma un po' sulla stessa scia. Poi vi dicevamo appunto, l'abbiamo già letto su altri quotidiani, dei 2 volontari italiani morti battendosi per Kiev. Uno era palermitano, si chiamava Antonio Omar Dridi. Andiamo sulle pagine interne, a parte gli aggiornamenti che ci hai dato tu, Angelo. Netanyahu cosa dice? Controlleremo Gaza. Intanto appunto spara in aria durante la missione dell'Unione Europea, il premier disposti alla tregua per gli ostaggi, ma la distribuzione degli aiuti ai civili della striscia è ferma. Poi lo ricordiamo, qui parliamo di massimi sistemi e poi c'è la gente che è veramente in grande difficoltà. Mentre per quanto riguarda Kiev, territori, neutralità, disarmo quasi totale, le variazioni minime di pretese immutabili. Le richieste russe sono le stesse da oltre 3 anni. Ecco perché qualcuno, l'abbiamo letto sui quotidiani dei giorni scorsi, parlava di possibile bluff da parte di Putin nel confronto con Trump. Si vuole veramente questa pace? Saranno i prossimi giorni, i prossimi mesi sicuramente a dirlo. Dicevamo dei militari, appunto uno è siciliano, uccisi dai russi 2 combattenti italiani, la guerra dei volontari sul fronte ucraino. Si chiamano foreign fighters, letteralmente combattenti stranieri. Sono persone che lasciano il proprio paese per partecipare a conflitti in altri luoghi. Sulle pagine interne del Corriere della Sera abbiamo anche la foto del militare siciliano che è morto appunto in combattimento. Per quanto riguarda i titoli delle prime pagine, su Repubblica così come su altri quotidiani, il titolo che occupa più spazio è quello legato appunto a Israele. Israele spara, Gaza muore, a Jenin colpi di avvertimento
dell'esercito durante la missione internazionale. Il viceconsole italiano, attimi di paura, c'è l'ira dell'Europa, convocati gli ambasciatori, uno l'abbiamo detto a Roma, ancora bloccati gli aiuti, Netanyahu controlleremo tutta la striscia. Questa è la situazione. Marco, che poi ti porta interrompo un attimo perché adesso andiamo all'aeroporto di nuovo di Catania. Andiamo di nuovo dalla nostra Eva Spampinato perché insomma c'è stato l'atterraggio, se non ho visto male dalle immagini che mi sono arrivate in bassa frequenza. Esatto Angelo, e così come hai detto tu, alle 8:31 è atterrato l'aereo Delta proveniente da New York. In questo momento nell'Eprot, che è la zona parcheggi dell'aeroporto, parcheggi degli aeromobili, ovviamente c'è grande fermento, c'è grande attesa, ci sono tantissime persone, gli addetti alla security, gli addetti alla safety, gli addetti della SAC, ovviamente tutti i dirigenti in questo momento sono qui, c'è grande attesa, grande fermento. Noi abbiamo visto atterrare l'aereo che in questo momento ovviamente sta facendo il giro della pista e tra pochi minuti si posizionerà proprio lì per arrivare qui dove c'è lo scalo, dove poi i passeggeri potranno salire e collegarsi direttamente con l'aerostazione. Le autobotti dei vigili del fuoco sono già posizionate perché tra poco avverrà il suggestivo water cannon, ve lo abbiamo detto nel collegamento precedente. Io probabilmente sto vedendo l'aereo che, lo dico anche al nostro operatore Fino La Leggia, che sta arrivando. Là si vede il Delta Airline, il Boeing 767-300 che sta arrivando. Ve lo mostriamo in diretta da queste immagini che vi arrivano dall'aeroporto Vincenzo Bellini, l'aeroporto internazionale di Catania, per un momento storico per la nostra città, per la nostra regione, perché la Sicilia finalmente ha un collegamento diretto, Catania in questo caso ha un collegamento diretto con gli stati. Eccolo, il water cannon. Lo vedete, il suggestivo water cannon, 2 autobotti dei vigili del fuoco dell'aeroporto creano un maestoso arco sotto il quale sta passando l'aereo in segno di benvenuto. È un rito simbolico e solenne, una tradizione dell'aviazione civile che simboleggia benedizione, fortuna e celebrazione per un volo inaugurale che segna davvero la storia. Ecco, sentite anche il forte rombo dei motori. In questo momento anche parlare diventa difficile. L'acqua dei cannoni arriva fino a noi. Sì, Angelo. Sì, allora ci fermiamo almeno per il momento qui. Torneremo di nuovo all'aeroporto poi per sentire anche le voci, se abbiamo la possibilità dei passeggeri che arrivano direttamente da New York, e sentire anche insomma, questo, cosa dicono dall'aeroporto, la dirigenza anche dell'aeroporto di Catania, per questo momento che sicuramente è importantissimo per chiaramente le comunicazioni transoceanico con l'aeroporto di Catania. Ho fermato bruscamente Marco Carli, devo dirti che per il momento di fronte al water cannon non potevamo fare altrimenti. Ci fermiamo qui, Marco, almeno per il momento anche con te. Io do la linea in questo momento alla regia, vediamo le previsioni meteo, poi avremo il primo ospite in studio e ci ritroviamo dunque fra pochissimo. Restate insieme a noi. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando una nuova perturbazione investirà l'Italia centro-settentrionale con piogge temporali dapprima al nord, poi entro il pomeriggio anche le regioni centrali. Al sud invece stabilità, una bella giornata, si conferma sulla Sicilia una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, temperature del pomeriggio tra l'altro molto miti. I venti in prevalenza deboli, con mari tutti calmi o quasi. Per quanto riguarda appunto le temperature pomeridiane, oscilleremo tra i 25 e 30 gradi,
minime tra 13 e 18 gradi, quindi massime praticamente simili estive. Per la giornata di venerdì non ci saranno grandi variazioni, se non un po' di nuvolosità irregolari in mattinata e qualche improvviso piovasco, specie sulla parte orientale dell'isola, poi migliora dal pomeriggio. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebimeteo oppure consultate gli articoli sul nostro sito web. Allora, eccoci, siamo pronti per il primo ospite della nostra mattinata. Con noi c'è il professore Salvatore Baglio, buongiorno, che è ordinario di misure elettriche ed elettroniche del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania. È qui perché stamattina teniamo a battesimo questa rubrica che ci porterà poi nei prossimi giorni a ospitare anche gli altri candidati a rettore proprio all'Università di Catania. I candidati, oltre a lei, sono anche il professore Enrico Foti, che è ordinario di idraulica, la professoressa Ida Angela Nicota, ordinaria di diritto costituzionale, e Pierfrancesco Verù, ordinario di chirurgia vascolare. Allora, con lei cominciamo questi incontri perché è un momento importante quando si cambia un rettore e l'Università di Catania, la più antica di Sicilia, ha una storia da preservare, da difendere e da proseguire, da continuare. Io le chiedo qual è lo stato di salute dell'Ateneo catanese? Allora, l'Ateneo di Catania ha enormi potenzialità, purtroppo in questo momento è impastoiato in una difficoltà, di fatto in un peso burocratico, che nonostante il gran lavoro fatto da tanti, insomma, da tantissimi, dal personale, non riesce a consentirgli di esprimere esattamente tutto quello che può fare. Questo è il motivo per cui è necessario riorganizzare, ripensare nell'ottica di semplificazione ed efficientamento tutto quello che in questo momento va fatto, cioè nelle varie linee strategiche, nelle varie missioni principali, come si suol dire. Da queste sue parole capiamo subito che si va verso, d'altronde voglio dire, da un dipartimento altamente tecnologico, altrimenti chiaramente la scienza, diciamo, è predominante. Sì, nella sua idea ci deve essere un ammodernamento, un efficientamento, diciamo una velocizzazione, se mi passa anche il termine, di determinate pratiche burocratiche per evitare che poi si resti impantanati. Certamente sì. Allora, io provengo dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica, quindi la tecnologia, il metodo di ingegneria è chiaramente parte del mio DNA. Io sono una persona estremamente fattiva, ho lavorato così in questi 6 anni in realtà, identificando problemi, trovando la soluzione e poi mettendola in pratica, facendola. Ed è esattamente quello che serve, a mio parere. Serve la tecnologia, però servono le persone, serve la squadra, serve far sentire che l'Università di Catania tutta è una squadra e questa sensazione è importante che venga trasmessa, comunicata a tutti, dallo studente e dallo studente che deve venire, quello che prospetticamente dovrebbe scegliere. Noi vorremmo che scegliesse Catania come sua prima scelta e che soprattutto poi ci volesse restare, perché si sente accompagnato, si sente parte di un progetto che lo prende dalla scuola superiore, lo accompagna fino a dargli le competenze e anche la visibilità e anche le soft skills che servono poi per entrare pienamente nel mercato del lavoro. Quindi deve sentirsi parte di un progetto armonico dove le varie parti compongono, convergono a quello che serve, cioè deve sentirsi aiutato e accompagnato nell'internazionalizzazione, quindi nell'andare fuori, nel fare esperienza fuori, deve trovare un servizio, andando a quello che diceva lei, un servizio agevole e veloce, quindi una qualità dei servizi che possa essere percepita da lui come studente, ma anche dalle famiglie, che poi sono anche parte del processo decisionale di dove voglio andare, no? Come studente. Professore, io torno di nuovo a chiedere a lei, siamo partiti dallo stato di salute, diciamo che l'università trova in questo momento come si trova l'università, abbiamo capito cosa è in mente nel suo programma, cosa prevede diciamo, per l'università, che è una
Una grande famiglia, possiamo dirlo, perché sono 1357 gli studenti, cioè che i docenti, 1158 i membri del personale tecnico amministrativo, poi ci sono tanti, 40.000 studenti. Voglio dire una comunità immensa. Enorme, sì. Chiaramente chi partecipa al voto sono ovviamente i docenti, i membri del personale tecnico amministrativo, e poi ci sono 95 studenti che partecipano a questa. Il personale amministrativo pesato per il 20%, sono per l'equivalente del 20%. Sì, io la intendo, la sento e voglio passare il messaggio che è una squadra dove ognuno non è da solo. Quindi ci sono delle persone dietro tutto questo, a partire dal singolo studente e, le ripeto, anche dallo studente che deve arrivare. E queste persone vanno considerate e ascoltate soprattutto in maniera continua, in maniera sistematica, in maniera tale che le azioni programmatiche, la visione strategica che presento e che mettiamo in atto possa anche aggiustarsi strada facendo, perché è un sistema complesso, un sistema dinamico che parte da una progettualità iniziale, ma che poi dovrà comunque scontrarsi con la quotidianità o con le interferenze che arriveranno. Ne abbiamo vissute di stravolgenti, no? In questi anni, e dobbiamo essere pronti a far questo. Il mio programma in realtà parte con l'idea di accompagnare le persone, far sentire tutti parte di una squadra, far sentire le persone, essere equo, ascoltare, ma è anche pronto ad essere rivisto, rivalutato e revisionato in itinere, così come si fa in qualunque programma complesso. Questo è quello che questo è quello che so fare. Bisogna fermarsi, guardare e riformulare. Le elezioni sono il 23 giugno. 23. Ecco. Per ottenere la nomina, per l'elezione servono 862 voti, in caso contrario si procederà poi ad un secondo oppure un terzo turno di votazione. Sono previsti poi il 26 e il 30 giugno. Esatto. Ma noi ipotizziamo che alla fine di questo percorso lei sia e sarà il nuovo, chiaramente lo auguriamo a tutti, in questo caso a lei, chiaramente poi vinca il migliore e vinca soprattutto l'Università di Catania. Però le chiedo, la prima cosa che lei ha in mente di fare, cioè proprio subito, all'indomani, oppure un momento dopo aver saputo che lei sarà il rettore per i prossimi 6 anni? La cosa più urgente in assoluto, noi in realtà siamo di fronte a un certo numero di sfide, tutte urgenti in realtà. Andiamo con ordine, intanto la prima. Perché la prima cosa da fare sistematica è quella di mettere mano alle procedure e alla complessità burocratica dell'Ateneo. Le ripeto, noi veramente abbiamo tante potenzialità, io le ho toccate con mano in questi anni, le conosco e mi rendo conto di un barocchismo, se vuole, nei nostri regolamenti, che vanno presi con metodo, sistematizzati, ovviamente in accordo con quelle che sono le normative, ma finalizzati all'efficienza e alla utilizzabilità da parte dell'utente finale, che è il docente o lo studente e così via. Quindi questa è certamente la prima cosa strutturale nella quale bisogna con la massima priorità intervenire, sulla quale bisogna intervenire con la massima priorità. Le ripeto, poi abbiamo delle sfide oggettive che ci aspettano, che se vuole sono immediatamente dopo. Sì, questo senz'altro. Mi può dire queste e poi le chiedo anche, e immagino che sarà una delle sfide che lei ha in testa, il rapporto con il mondo del lavoro. Assolutamente. Le sfide che ho in testa sono le sfide a cui mi faccio riferimento, sostanzialmente vengono dal contesto esterno e sono sfide alle quali dobbiamo dare risposta. Abbiamo quella davanti a tutti, agli occhi di tutti, il semestre filtro di medicina. Quella è una sfida alla quale dobbiamo seguire quello che ci verrà dato, che il Ministero in questo momento ci sta già dando come indicazioni, ma dobbiamo essere pronti a rispondere, quindi è una sfida veramente importante. Ma ce ne sono altre due, ne abbiamo una che è
tipica del mondo dell'università, la valutazione che ci aspetta in Italia, l'accreditamento ANVUR che ci aspetta per il 2027 e che non va improvvisata, che va necessariamente programmata, deve essere programmata a partire da ora, dal 2025. E ce ne aspetta un'altra sfida, che è quello che succederà dopo il PNRR. Questo è qualcosa sulla quale diciamo, so di cosa sto parlando, in realtà molto approfonditamente. Noi abbiamo avuto uno shock iniziale positivo dopo la pandemia, ne avremo un altro adesso, ne subiremo un altro negativo, perché sta cambiando il contesto e a quello dobbiamo prepararci con programmazione, riconfigurandole, prendendo il meglio di quello che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatte tante cose buone, e qua vado alla sua seconda domanda, prendendo il meglio e mettendolo a frutto in un contesto che cambierà, quindi al quale dobbiamo prepararci per essere nuovamente fortemente attrattivi per i fondi, per essere di impatto sul territorio, per rappresentare per i nostri studenti delle prospettive non solo nell'ambito tecnologico, dove se vuole è un po' più facile da questo punto di vista, ma noi abbiamo veramente, dicevo prima, tante potenzialità inespresse che con visione e con metodo possono essere messe a frutto. Cioè, il rapporto col mondo del lavoro è importantissimo, perché i ragazzi che studiano il loro corso quinquennale o triennale che sia una laurea breve, se una laurea magistrale, alla fine di questo percorso devono poter avere la possibilità veramente di poter mettere in pratica quello che hanno studiato. Allora magari che ne so, delle convenzioni che sono già in atto, in alcune circostanze sono già state avviate, però intensificare questo rapporto con il mondo dell'imprenditoria e non solo, consentirebbe ai ragazzi di avere magari più voglia, diciamo, affrettarsi anche nella chiusura del ciclo di studi, perché poi si aprono prospettive per la loro vita. È quello a cui mi facevo riferimento poco fa quando parlavamo del progetto inclusivo di accompagnamento dei nostri studenti. Devono sapere che saranno accompagnati verso questo, devono proprio vederlo, cioè percepirlo in maniera tale che possano anche trasmetterlo ai nuovi potenziali nostri studenti. Assolutamente sì. Allora, la nostra presenza sul territorio in realtà è una delle cose buone che riterremo e che dobbiamo saper mettere a frutto in questa seconda parte, perché la nostra presenza sul territorio, sia locale che nazionale, con il PNRR si è estremamente rafforzata. Abbiamo imparato a lavorare in maniera interdisciplinare, che significano nuove e molto più forti prospettive anche dal punto di vista del lavoro. L'interazione con il mondo del lavoro è fortissima. Io sono sempre restio a nominarlo, ma le nostre azioni PNRR sono state davvero importanti. Samotrace è una di queste, la fondazione dove Catania ha avuto un ruolo estremamente importante di interazione proprio col territorio, che non è solamente tecnologico, che è una lezione che abbiamo imparato e che secondo me va messa veramente a frutto, è interdisciplinare. Va dai beni culturali alla microelettronica, offrendo prospettive di formazione, di crescita professionale e di conversione di queste in valore e lavoro per i ragazzi. Allora, professore, il nostro tempo diciamo che si chiude qui. Una chiosa e così la cosa finale. Sicuramente che cosa vuole dire, insomma, per chiudere questo nostro incontro? Sì, la cosa che vorrei dire è che abbiamo parlato di progetti, di cose da fare, a me piace realmente mettere in primo piano le persone, mettere in primo piano l'idea che in questa università si debba venire con il piacere di venire a lavorare e con il piacere di venire a studiare, quindi il welfare è importante, il rispetto e l'ascolto delle persone è importante. E la cosa nella maniera in cui mi piace completare, perché è nata la mia candidatura sulla spinta forte di tanti colleghi per tanto tempo, che mi chiedevano sempre, mi parlavano. Io ho avuto modo di interagire in questi anni a molto stretto contatto con tutti, e ciascuno mi diceva: l'università che voglio, l'università che voglio, l'università che voglio. Parlavamo, insomma, e da qui è diventata l'università che vogliamo, quello che è il messaggio che vorrei lanciare, insomma, che ho deciso di lanciare. È diventato l'università che vogliamo, proprio come sommatoria delle università che voglio di ciascuno delle persone con cui ho parlato. Grazie alla professore Baio, che
intanto ordinario di misure elettriche ed elettroniche del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica di Catania, ma in questo caso stamattina è un candidato alla carica, diciamo, importantissima, direttore della studente di questa università. È la cosa più bella a cui puoi immaginare di ambire da studente, è quello di diventare poi diventarne rettore. rettore. Sì. Allora, in bocca al lupo, Lupo. le elezioni 23 giugno. Grazie al professore Baglio, non ci fermiamo, breve sosta, poi cambiamo argomento in attesa di ricollegarci con l'aeroporto di Catania, parleremo di cinema. Restate insieme a noi a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso come anticipato parliamo di cinema, è un cinema che già di mattina ci fa venire appetito. Buongiorno intanto ad Anna Piscopo, regista, e buongiorno anche a Martina Torrisi, la nostra Martina Torrisi, nelle vesti stamattina di attrice. Poi ci spieghi cosa è successo e come è arrivata questa tua, diciamo, esperienza. Io vorrei partire intanto da Anna Piscopo perché il titolo del film di cui parliamo è Mangia. Perché questo mangia col punto esclamativo? Col punto esclamativo? Beh, il punto esclamativo, diciamo, è un tocco di ironia. Il titolo del film è Mangia perché il mio film è un film sulla bulimia, ma non solo la bulimia come patologia, la bulimia come metafora esistenziale di un periodo storico di una generazione, la mia, anche quella di Martina, anche se diciamo è più giovane di me, io sono trentenne, lei ventenne, però sulla nostra generazione giovanile. Che cos'è la bulimia in fondo? Un bisogno, più un desiderio inesausto di cose, di relazioni, ma appunto inesausto, che non si esaurisce mai, neanche consumando cibo. Anzi, il cibo che viene consumato dal bulimico viene poi rimesso. Questo film segna, resto ancora su Anna, il tuo esordio alla regia. Sì, un esordio alla regia, devo dire, non lo dico perché sono qui in Sicilia, che Catania mi ha permesso. Questo è un film che ha vissuto una storia produttiva molto difficile, con un produttore storico che è morto nel corso delle riprese, e lo dico veramente con grande gratitudine, sono felice di stare qui, perché io ho potuto girare questo film grazie ai lavoratori e lavoratrici siciliani, agli attori siciliani e diciamo all'accoglienza che questa città mi ha fatto. Quindi sono molto grata a questo posto e rimarrò, penso, legata per tutta la vita a Catania. Sicuramente ricorderai la tua prima regia a Catania. Certo. Adesso vado da Martina perché la vediamo ogni giorno sulle nostre reti con il suo almanacco. Il passo tra la televisione e il cinema è breve per te? È stato breve oppure secondo te, insomma, è capitato per caso? Che cosa è successo? Beh, allora io sicuramente ho iniziato dal teatro, fin da piccola ho iniziato a fare laboratori, eccetera, quindi sono sempre stata affascinata dal mondo del cinema e penso che anche la televisione abbia un collegamento sicuramente col cinema, no? Sono dei modi di comunicare e quindi a me appunto, come sai, piace tanto comunicare anche per quanto riguarda le scienze, quindi penso sia molto importante. Le scienze Poi, sono casa tua però. Le scienze sono modo, casa sì. mia, sì, infatti. Beh sì, e quindi sicuramente sono grata perché anche per me è stato il debutto e il primo progetto a cui prendo parte, quindi sicuramente girarlo qui a Catania, nella mia città, è stato molto emozionante. Quindi vedremo Mamma Etna in sfondo sia dalla playa che dalla città. Piazza Carlo Alberto vuota, come ben sappiamo c'è il mercato lì, quindi io ero convinta e sicura di come vivesse la gente in quel posto, quindi magari chi è di qui prova un'emozione diversa a girare, no? Nella propria città, quindi molto emozionante, un bel progetto di cui mi sono innamorata fin dall'inizio. Io sarò l'antagonista in particolare. E infatti volevo arrivare ai personaggi, perché i personaggi sono due. Intanto chi è Maria? Che allora, è il tuo personaggio. Maria, sì, è il mio personaggio perché io, oltre alla regista, diciamo, sono anche un'attrice, quindi io interpreto la protagonista. Maria è una ragazza, diciamo, di Bari, che ha un padre barese e una madre catanese. Il padre perde il lavoro, ritornano a vivere a Catania e Maria è un po' persa, soffre di bulimia, si muove nella città senza una vera meta e diciamo fa dei tentativi artistici naif, un po' così di strada. Di base è una giovane donna che non sa che cosa fare della sua vita.
Quindi poi incontra Sara e non è che le cose vanno meglio. No, infatti sì, No, si instaura anche- un rapporto diciamo di antagonismo che però poi si risolve. Beh, insomma, non vi voglio Svelare tutto. spoilerare Spoiler. troppo perché sennò. Però il film è un film frizzante, peraltro un film diciamo fatto con un micro budget, ma veramente micro, Sì, che perché- sta andando benissimo. Guardate, io leggo che è stato girato con soli 3 obiettivi e macchina in mano, cioè quindi una quasi... Sì, abbiamo usato anche un bravissimo, diciamo, regista di qui, che in questo caso ha fatto il direttore della fotografia, che si chiama Daniele Gangemi, che veramente ha fatto un lavorone, peraltro veramente senza mezzi. Ma nonostante il micro budget, io non lo so se è il periodo storico oppure se è il film proprio che attira con la sua energia giovanile, è un film di rottura rispetto a quello che è lo scenario ovviamente cinematografico contemporaneo, ma in questa crisi che stiamo vivendo il film sta avendo un successo incredibile. Ieri eravamo a Roma, c'era anche Martina, e a Roma c'è stato un overbooking di 2 sale con le file delle persone, alcuni che non sono comunque riusciti ad entrare, quindi veramente sta andando benissimo. Speriamo che anche a Catania vengano tantissime L'appuntamento persone. lo ricordiamo perché stasera in scena al Cinema King. Stasera al Cinema King alle 20:30, ma dopo il successo romano il film rimarrà al cinema fino a domenica, quindi vi prego, siccome non abbiamo grande pubblicità a parte quella di chi ci ospita, così vi prego di fare passaparola, di venire, perché è un film divertente, giovane ma anche profondo e che affronta il disagio giovanile, però raccontato per una volta da noi giovani. Sento l'emozione anche. C'è grande emozione, nella sua voce. Sono felicissima di essere qui. Allora, io volevo sentire Martina sul suo personaggio, perché insomma crei tanti problemi. Maria. Beh sì, creo tanti problemi. Allora, il mio personaggio è un influencer, quindi sicuramente il tema dei social è un tema molto centrale, soprattutto l'impatto che ha nella vita di questo personaggio, perché inizialmente viene acclamata, poi quando va a confrontarsi con un pubblico reale non è detto che le aspettative vengano appunto rispettate, quindi è un grande personaggio che ha bisogno di tante attenzioni, quindi la bulimia probabilmente in questo senso anche per Sara, diciamo che avremo anche altri momenti È una bulimia di affettiva quella di condivisione. Sara. Beh, anche quella Sì. di Maria, un po' di tutti. E io volevo aggiungere una cosa sui Come no? social. Il film non parla in maniera, diciamo, aperta dei social, anche se c'è appunto un personaggio che è che è un influencer, che è una piccola influencer, però racconta, incarnandola, la socialità a cui ci hanno portato i social, una socialità frammentata di solitudini appunto che non si incontrano mai veramente. Infatti il film ha una struttura volutamente molto strutturalista, molto diciamo frammentaria, proprio per raccontare questa impossibilità di incontrarsi, di appartenersi, di appartenere a una comunità che è proprio appunto di noi giovani, delle nostre generazioni, che è stata secondo me in parte determinata dai social e dalla socialità a cui ci hanno portato i social. Quindi è un film di grande attualità, diciamo Di così. grandissima attualità. È intriso di attualità e soprattutto un film per i giovani, e i giovani in questo senso si potranno, poi forse si rivedono, si rivedranno, rivedranno la loro vita, i loro Però momenti. non solo per i giovani, anche per quelli che amano i giovani, Vabbè, per quelli quello che li senz'altro. odiano, così ci possono criticare meglio, e per tutti Va e comunque tutte. bene. Sì, e sicuramente l'invito nostro è di andare al cinema, a prescindere da oggi dal nostro appuntamento, andare al cinema, andare al teatro, perché pensiamo che questo appunto possa essere un po' la matrice di quello che poi è la coscienza critica e anche la socialità, no? Perché al cinema e a teatro poi si incontrano tante idee, anche mettersi a parlare dopo comunque secondo noi è molto importante, infatti l'abbiamo fatto, abbiamo avuto tantissimi feedback, perché è chiaramente questo importante, no? Bene, allora, io devo dire, in bocca al lupo ancora una volta. Viva il lupo. Viva il lupo. L'appuntamento lo ricordiamo, 20:30, da stasera fino a domenica, Cinema King con Mangia. Stasera ci sono anche io e il cast, quindi è una serata unica da non perdere. Nei prossimi giorni non ci saremo, ma continuate ad andare. Tra l'altro ci sarà la presentatrice Maria Lombardo, critico cinematografico e giornalista, appunto, che ci parlerà del film. Che introdurrà Vi il film. aspettiamo. L'appuntamento lo ricordiamo, stasera 20:30 a Cinema King. Mi devo fermare perché vedo già l'aeroporto collegato di Catania e fra poco andremo lì con Eva Spampinato. Vedo anche Nico Torrisi che parlerà chiaramente per conto della SAC di quello che è il momento, l'amministratore
l'amministratore delegato proprio della gestione della società che ha in gestione l'aeroporto di Catania. Grazie ancora ad Anna Piscopo, regista, attrice di Mangia, e grazie anche alla nostra Martina Torrisi. Grazie. Grazie, ci vediamo al cinema. Una buona giornata a voi, fra poco restate con noi, saremo all'aeroporto di Catania. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso come anticipato siamo con Eva Spampinato, aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Buongiorno Eva, con te c'è anche Nico Torrisi che è l'amministratore delegato della SAC. Celebriamo, e lo vediamo alle nostre spalle, il primo volo diretto da New York a Catania, atterrato praticamente credo una mezz'oretta fa, grosso modo, all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Andiamo da Eva, buongiorno Eva ancora. Buongiorno di nuovo Angelo, buongiorno Sicilia. Come hai detto tu, poco più di mezz'ora dopo l'atterraggio del volo Delta proveniente da New York, in questo momento quello che vedete in diretta sono le fasi di movimentazione, no? Legati al post atterraggio, quindi si tirano giù i bagagli, i passeggeri sono già scesi, quindi sono andati già via. Noi prima abbiamo fatto letteralmente una corsa per raggiungerli nel Finger, abbiamo raccolto le loro impressioni, tutti molto, molto contenti. Ci hanno raccontato anche di una festa che è avvenuta al JFK di New York prima della partenza, con musica, aperitivo, cannoli, anche musica siciliana, insomma un po' di colore e folklore tra l'americano e il siciliano. Ovviamente ve lo racconteremo nel corso del telegiornale. Sono qui, come hai detto tu, con la D della SAC, Nico Torrisi, per una impressione in questo giorno sicuramente importante. Sì, un giorno storico per chi fa turismo, per chi vive di turismo in Sicilia, e che consente di arrivare a tanti americani, come abbiamo visto, con un volo completamente carico, per la maggior parte proprio di americani, e per i tanti siciliani che così potranno andare con un collegamento diretto e comodo a New York. Adesso stanno festeggiando pure qua, così come hanno fatto a New York con un welcome coffee, e ci auguriamo che questo volo possa avere un enorme successo, così da poter garantire che continui e magari, perché no, che diventi annuale. Domani ci sarà la partenza da Catania per New York, ovviamente in modo diretto. Questa tratta al momento è temporanea, stagionale fino al 24 ottobre. Sì, il fatto, dicevo, è che l'auspicio è che possa continuare, che possa non solo per la prossima Summer Season, ma che possa diventare annuale. Come ci ha detto Curcio, che è la responsabile di Delta per l'Europa e tante altre aree del mondo, questa scelta la determinerà il mercato, e quindi più il volo avrà successo, maggiori saranno le possibilità che il volo possa diventare annuale. Io mi auguro che non solo diventi annuale, ma che si aggiungano altre destinazioni per l'America con Delta Airlines, che è il più grande operatore al mondo e che ci onora con questa presenza, che per noi, ripeto, a livello turistico strategicamente è fondamentale. Grazie Nico Torrisi, grazie Angelo per il collegamento. Dall'aeroporto di Catania è tutto, vi restituisco la linea. Allora Eva, chiaramente ci racconterai, l'hai già anticipato tu nel corso dei nostri telegiornali, le emozioni, le impressioni dei turisti che sono arrivati praticamente qui a Catania. E magari evidentemente ci sarà qualche curiosità. Dammi un'anticipazione, poi magari ti lasciamo per rientrare e fare poi il servizio per il telegiornale. Al welcome coffee, perché a questo punto sono curiosa di andare a vedere di cosa si tratta. Allora, la curiosità è che ci sono dei turisti, dei ragazzi siciliani che si trovavano a New York per vacanza, non sapevano che avrebbero preso il primo volo che atterrava direttamente a Catania, e quindi sono rimasti sorpresi di questa accoglienza dei cannoli, la musica siciliana, davvero una grandissima festa, esattamente con il folklore che poi in qualche modo unisce la tradizione siciliana con la tradizione americana, dove, ricordiamo, in America ovviamente la Sicilia ha fatto una grande parte. E poi c'erano manager, c'erano tantissimi, erano per la prevalenza tutti americani, pochi gli italiani. Sicuramente domani invece avverrà il contrario. Anche un signore che vive stabilmente in America, non a New York, e finalmente ci ha detto non dovrà fare tantissimi giri tra Roma, Amsterdam, Istanbul, insomma, per arrivare a Catania e per andare in America.
Grazie allora Eva, credo che siano state 10 le ore complessivamente del volo per diciamo, collegare New York. Sì, sono partiti da JFK, sono partiti alle 17:30 ora locale. Grazie allora Eva Spampinato, ritroveremo te il servizio con tutto il colore che ci racconti nel corso dei nostri telegiornali. Adesso invece ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco e poi saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. È dall'anno 2000 che il 22 maggio viene dedicato alla biodiversità, da quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la proclamò per celebrare l'adozione della Convenzione sulla diversità biologica, firmata nel 1992 a Rio de Janeiro, in Brasile, proprio per tutelare la molteplicità degli organismi viventi e scongiurare l'estinzione di quelli messi a rischio dalle minacce che gravano sull'ambiente. Le radiazioni elettromagnetiche che vengono studiate in fisica hanno in realtà tantissime applicazioni, anche in altri campi. Abbiamo parlato delle procedure in ambito medico, ma sapevate che possono essere molto utili anche in campo agrobiologico? Hanno infatti permesso lo studio e lo sviluppo di nuove tecniche antiparassitarie e di fertilizzazione che sono oggi estesamente impiegate in agricoltura. Vengono incluse nel trattamento dei cibi per protezione dai batteri, ad esempio nella sterilizzazione delle uova. Anche oggi puntuali andiamo adesso ad aprire la nostra finestra sul mondo dell'astrologia. Scruteremo le stelle come sempre con il nostro Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Buon caffè anche a te. E adesso cosa ci racconti di Gali stamattina? Allora, di Gali vi racconto che sarà un'innovazione per quest'estate, proprio perché esce il suo nuovo singolo che si chiama Chill. Se vi aspettavate il solito tormentone rap estivo, ebbene no, Gali cambia pelle e quindi si trasforma. Pur avendo fatto danzare con i suoi ritmi assolutamente da rapper una grande quantità di persone con i suoi pezzi, ecco che migra al chill, quindi ritmi morbidi, avvolgenti, soffici e pacati. E non ci si poteva aspettare altro se non questa grande virata da un Gemelli, appunto, proprio perché essendo nato proprio il primo giorno del sole in Gemelli. I Gemelli è il segno della comunicazione, ma anche il segno binario o doppio per eccellenza. Quindi era naturale che Gali abbracciasse uno stile che sia proprio l'esatto contrario di quello di cui si è presentato. I Gemelli hanno questo enorme potere, quello di essere leggeri e mondani, ma anche di essere profondi ed essenzialisti. Staremo a vedere. In bocca al lupo a Gali. In tutto ciò oggi le stelle parlano di amore e di passione, perché la bella Venere in Ariete e Marte in Leone formano trigono, ovvero un aspetto bellissimo, il trigono è l'aspetto del sublime, e parlano quindi di questo ritrovo della passione. Ci sono anche tanti aspetti con Vitedio, come il Sole congiunta con il Sole che è in sestile a Nettuno e tanti altri. Oggi è proprio una giornata che sa di una nuova stagione, di una nuova primavera, che per Ariete sarà assolutamente super piena d'amore. Venere da voi, Marte in trigono, cosa volete di più? Lanciatevi. Toro, Venere, seppure nel segno precedente, ma sta per arrivare nei vostri gradi, vi riporta comunque ad un benessere in cui vi fa presente che è necessario ritrovare l'intimità di coppia e ci riuscirete. Gemelli, il Sole nei vostri gradi allieta tutto lo zodiaco, lo rende allegro, comunicativo, vivace e soprattutto con Giove manda delle vibes molto positive a tutto il resto dello zodiaco, quindi che dirvi, grazie Gemelli e stupiteci ancora di più. Cancro, un po' in sordina il Cancro rispetto agli altri segni zodiacali in questo momento, proprio perché sia la Luna che gli altri pianeti collaterali lo obbligano comunque a mettere un po' di ordine tra i sogni ritrovati, ma anche sogni che si devono applicare alla realtà. Si deve pure atterrare. Leone, voi siete i protagonisti assieme all'Ariete col vostro Marte di questa ritrovata passione, di questo ritrovato amore nello zodiaco, quindi cari Leone non vi resta che godervela, al lavoro ci penserete un'altra volta.
Vergine, anche voi un po' esclusi da questi movimenti planetari, ma sicuramente felici di sapere che Saturno sta per uscire dall'opposizione, quindi sempre più leggeri, ve lo meritate. Bilancia. E beh, per voi Venere in opposizione aiuta Marte e Leone, seppur a malincuore delle decisioni importanti si devono pur prendere, cari Bilancia, per cui dovrete assolutamente essere un pochino più presenti di spirito e meno sentimentali. Scorpione, sentimento che per voi torna proprio perché i pianeti pungolano, quindi non arrivano in maniera romantica, ma magari in maniera un po' violenta, punzecchiante, provocatoria, ma sicuramente parlano d'amore e passione. Sagittario, che dirvi se non che avete ritrovato l'amore e la serenità affettiva, proprio perché sia Marte che Venere sono in trigono ai vostri gradi, quindi segni di fuoco, grandi amatori. Capricorno, anche voi un po' così poco coinvolti da questi aspetti così spumeggianti. Il Sole e Nettuno vi ricordano però oggi che è il caso di avere maggiore fantasia. Acquario, ottimo per voi, perché seppure Marte è provocatorio e vi stressano un poco, sapete che Venere è vostra amica e che vi spinge a coronare una bellissima storia d'amore, cari Acquario. Pesci, la vostra giornata oggi è assolutamente allietata da una visione di insieme delle cose che vi sembra molto più positiva. Seppure non siete protagonisti, oggi siete bravi a spingere i vostri elementi dove volete che si evolvano. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie a te Marco, una buona giornata, ci ritroviamo domani. Adesso andiamo da Marco Carli con gli aggiornamenti. Sì, perché avevamo parlato di questo attentato a Washington proprio durante l'inizio del nostro Buongiorno Sicilia. Siamo sulla pagina, ovviamente sul sito del Sole 24 Ore, vi facciamo vedere il titolo: Washington, uccisi 2 membri dell'ambasciata israeliana, arrestato un sospetto, è accaduto nei pressi del Museo Ebraico della capitale degli Stati Uniti. Il sospetto ha gridato Free Palestine, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite ha detto oltrepassata una linea rossa. Chiaramente ci sono varie dichiarazioni legate a tutto quello che è successo. In questo caso apriamo la pagina del sito del Corriere.it, dove troviamo le dichiarazioni di Trump, questi orribili omicidi basati ovviamente sull'antisemitismo. Nella parte bassa del testo che vi stiamo facendo vedere, devono finire ora. È il commento postato su Truth dal presidente statunitense Donald Trump, commentando il duplice omicidio avvenuto nel centro di Washington. Le altre dichiarazioni che vi facciamo vedere sempre attraverso il sito del Corriere sono di Netanyahu, che si è detto scioccato per l'accaduto. Oggi si sta assistendo al terribile prezzo dell'antisemitismo e una selvaggia istigazione contro lo Stato di Israele. Le accuse contro il nostro Stato ci costano sangue e devono essere combattute senza sosta, ha affermato il primo ministro israeliano. Il mio cuore è addolorato per le famiglie delle vittime, ho ordinato che vengano rafforzate le misure di sicurezza nelle missioni diplomatiche israeliane in tutto il mondo e intorno ai rappresentanti dello Stato. A proposito di situazioni diplomatiche, l'altra notizia è quella del Washington Post, che viene ripresa da parte andiamo subito a prendere da parte del Sole 24 Ore, il summit che ci potrebbe essere in Vaticano fra la Russia e chiaramente l'Ucraina a metà giugno. È stato il Washington Street Journal a riportare questa notizia, che viene ripresa ovviamente anche sui siti internet dei nostri quotidiani nazionali. Grazie allora Marco, ci fermiamo qui per i quotidiani, gli aggiornamenti, le news, ci fermiamo anche oggi con Buongiorno Sicilia, torniamo con il nostro appuntamento quotidiano domani e chiaramente auguriamo a tutti voi una buona giornata. Grazie ancora Marco.